L'omeopatia per le nostre città può essere un'idea, tutta in stile giapponese. Sanpo shite tara shimi darake no 現代都市は改善することはできない。 Credo che oggi le città contemporanee non possano essere sottoposte a un efficace processo di rinnovamento, di miglioramento. Questo recita il mio progetto, Tokyo Plan 2101. Ho immaginato che due città, come Tokyo e Venezia, venissero sommesse per un deterioramento del clima dovuto alla politica non efficace di abbattimento delle emissioni di CO2 nell'aria. Ho immaginato di stabilizzare queste emissioni attraverso l'uso di materiali naturali come il legno e il corallo, che è un grande stabilizzatore di anidride carbonica. L'uso di legno, terra, materiali organici è concentrato negli interni. Non disdegno però il cemento, come vedete, soprattutto per le strutture che rimangono legate ai dettami dell'architettura tradizionale contemporanea. とても素敵な 化させようということで、ずっとこういう努力をして。 Qui ho provato vari esperimenti. Nella casa dell'erba cipollina ho piantato in vari punti radi l'erba cipollina sul tetto, negli interstizi sulla parete o in strati. E poi ci spostiamo sul progetto più nuovo, dove ho provato a integrare la natura sulla sommità del tetto. していますけど、やはり非常に難しくて。 星が停泊してるのが まあツリーハウスの形式ですけども、だいたいこ Qui の siamo in uno spazio della tradizione giapponese, le stanze da tè. Tradizionalmente è uno spazio molto piccolo. Questa ha la forma di una palafitta dove ho cercato di ricreare uno spazio che comunichi l'idea di ampiezza e libertà, sebbene siano solo 7 metri quadri. Ho costruito questo padiglione per la contemplazione dei fiori di ciliegio, fiore nazionale del Giappone. E in ultimo vediamo questa casa da tè d'angolo, è stata ricavata dalle mura che circondano il giardino di un tempio a Kyoto, città sacra per noi. Sono solo 5 metri quadri a cui ho cercato di dare intensità ed ampiezza e ho messo anche un omaggio alle Corbusier, l'arco ricoperto da manto erboso. 路上観察という Infine c'è il teatro a cupola, struttura in bambù e copertura in juta intrecciata a Venezia. Dentro c'è una proiezione di diapositive che coglie l'inconscio recondito delle metropoli, gli elementi umani delle città, ad esempio finestre e porte sulla facciata di una casa, che possono dargli una connotazione arrabbiata o allegra. 潰してたらひび割れたガラスのしに摩天楼 Chambre à la forme d'une cage. Francesi, i soliti stravaganti. Il loro padiglione è una vera esperienza di vita. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. L'architecture, c'est la vie. Faut penser que L'architettura è la vita. Bisogna pensare che l'architettura è fatta per gli uomini. Oggi gli uomini vogliono essere felici e vivere in armonia, ma i modi di vita sono cambiati. Non è più dal lupo che bisogna proteggersi, ma qualche volta dai vicini, dal marito, dai figli. Bisogna avere un'architettura quindi che ti permette di vivere in collettività, perché ciò è indispensabile. Ma quando viviamo in collettività bisogna potersi isolare e dunque quello che noi abbiamo voluto dimostrare qui è che si può in effetti vivere in collettività alla Biennale di Venezia. Costruirci noi stessi una casa, come nella forma antico-arcaica di qualcuno che si costruiva la sua capanna. Piuttosto che parlare con statistiche e quantità, abbiamo voluto porci una domanda sulla città e dunque sulla società. La domanda è: il padiglione francese può essere una micro società durante la Biennale, in modo che possiamo abitare qui fino al 19 novembre, ricevere le persone, i visitatori come fossimo a casa nostra? Il senso del titolo, Metavilla, è un riferimento alla villa greca, comunità economica e democratica, alla villa romana, anch'essa un'unità economica, e alla villa palladiana, che è un incontro di queste due. E poi c'è un gioco di parole, Metavilla, metti la tua vita qui. Abbiamo messo la nostra met vita ta qui. vie là, on a mis notre vie là. Voilà. Cosa è rimasto delle città americane dopo il passaggio del terribile uragano Katrina? Guardiamo insieme.
Mi trovo davanti al padiglione tra questi pezzi forgiati duramente che sono chiamati The Alluvia Sponge Comb, che sono fatti di materiale flessibile iperassorbente, pensato per sostituire le strutture rigide che respingono l'acqua in luoghi come New Orleans quando si affrontano inondazioni. Dentro il padiglione ci sono 5 diverse gallerie che descrivono gli effetti dell'uragano Katrina sia nella costa del Golfo del Messico che nella città di New Orleans. Il centro dell'esibizione comunque non sono le distruzioni, ma le nuove idee per la ricostruzione delle case New Orleans nella costa del Golfo, includendo sia case plurifamiliari che unifamiliari. Questo è il risultato di una gara a cui hanno concorso 550 persone da tutto il mondo e i risultati sono esposti nelle stanze. L'abbiamo fatto in collaborazione con la Tulane University, l'unica università di architettura sopravvissuta agli effetti dell'uragano. Consiste in fotografie, mix media, il video esclusivo di un fotografo che è stato in mezzo all'uragano e lo potete vedere dentro, come anche modelli un software tridimensionale di case pluri-unifamiliari, non solo per gli States, ma per condizioni climatiche simili in tutto il mondo. Eco City è il catalogo urbano che descrive Sheffield, individua i fattori che producono una qualità urbana straordinaria malgrado l'architettura di limitato valore. Credo che sia importante guardare le città non come oggetti statici, con distacco da un piano astratto, ma guardare le città da dentro, in particolare ascoltando la voce della gente. La mostra fa interagire le persone, tagliuzzare queste cose. Non è affascinante guardare un oggetto nella sua bellezza, il valore è dato dal modo in cui le persone occupano gli spazi. È un murale fatto di tutti i palazzi, costruzioni di edifici più importanti di Sheffield, e il sottofondo è come una radio che cerca di sintonizzarsi per cogliere tutti i rumori di una città, la spazzatura, pezzi di musica, e la musica è tutta di Sheffield. Ho pensato che le scelte di altre persone avrebbero dovuto creare la città, artisti, designer. Chi ha curato questa sala è un produttore teatrale. Ha scritto una frase: il vero significato delle cose sta nel loro utilizzo. L'ha scritta sulla mappa stradale di Sheffield come un graffito, poi ripercorso il tracciato emesso dal graffito, ripercorrendo le strade della città, scattando foto, appuntando ciò che vedevano. È un modo intimo di vedere la città. Chi è di Sheffield ed è venuto qui ha detto è Sheffield. Questa sala è 1 a 100, la tipica scala usata in architettura. Abbiamo 3 progetti di Sheffield, conosciuti a livello internazionale. Qui vediamo Park Hill, un edificio costruito negli anni 60, che allora era un sogno utopico e dopo poco entrò in degrado. Vogliamo riportarlo in vita con un modello che ne coglie l'essenza, rende un edificio duro e freddo in qualcosa di morbido, luminoso, fluttuante. Qui c'è un modello che si può toccare, è il modello dell'originale Eco City e gli elementi si possono spostare. C'è una telecamera sul modello e una sulla stanza, sono mixate così che camminando hai la sensazione di abitare la città che ti sei costruito. Questa stanza è 1 a 10 milioni. Mostriamo come piccole città come Sheffield hanno un impatto a livello globale. Abbiamo collezionato molte statistiche su come Sheffield si apre al mondo e il mondo torna a Sheffield. Ci sono 3 dimensioni sonore nel mondo e questa tecnica di riproduzione del suono è veramente innovativa e le ricrea. Dalla vitalità alla sofferenza, per non dimenticare il genocidio degli ebrei.
Si entra in uno spazio molto illuminato, con un contrasto immediato con un corridoio a forma di S di colore scuro, per cui un contrasto fra bianco e nero. Siamo in uno spazio di nuovo illuminato e accanto a questo vediamo che subito ci si presenta una scala a chiocciola. Abbiamo un contrasto spaziale architettonico fra sopra e sotto. Qua siamo nella sala principale. Come vedete ci sono 15 plastici, li abbiamo divisi in 8 plastici dedicati alle vittime militari e 7 plastici dedicati alle vittime dell'Olocausto. Un plastico importantissimo perché è il plastico dello Yad Vashem, che è il monumento in assoluto più importante in Israele, più di qualunque altro. Questo è il primo monumento nazionale. Il pilastro nero che vediamo in realtà non è un pilastro vero e proprio, è il simbolo della luce. E come vediamo dall'immagine, dentro c'è il fuoco eterno, il fuoco che ricorda tutti i caduti, e sopra c'è il foro, perché si giustifica una vicenda. Noi vediamo il fumo solamente quando c'è il foro. È un memoriale invece dedicato ai caduti, ai militari caduti. E abbiamo una torre e delle linee continue, che in realtà sono edifici e che si intersecano nel terreno con un andamento molto irregolare. Praticamente il visitatore entra, fa gli edifici e poi sale sulla torre. In questo senso ha un contrasto spaziale fra il buio e la luce, il chiuso e l'aperto, come abbiamo detto prima. Il cammino del visitatore in questo memoriale si conclude all'esterno, sopra la torre, e da sopra la torre si riesce ad intravedere tutto il deserto. Qua siamo all'esterno del padiglione, col contrasto dentro e fuori, il quarto contrasto che ci mancava. Ci sono 30 di questi fuochi, che sono il simbolo ufficiale del governo israeliano ed è il simbolo del fuoco eterno. Viene posto su ogni pubblico edificio in Israele nel giorno della memoria. Viene lasciato là per una settimana, fino al giorno dell'indipendenza. Un simbolo per il ricordo, ma un simbolo anche per il futuro, per l'ultima tappa del nostro cammino di morte, di memoria. Ha un video di un giovane artista israeliano. Questa poesia vuole anche essere una speranza per il futuro dopo tutto il cammino che abbiamo visto. Troviamo anche il nome salvagente, il salvagente di fiori, che è il titolo del nostro padiglione, il Lav Seri, il Galgalat Salah. Suavemente, bésame, che quiero sentir tus labios besando. La Svizzera realizza un progetto concreto in un'isola della Repubblica Dominicana. Come? Scopriamolo. Che quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave. Cities were invented to be better than the country. Le città sono inventate perché siano migliori della campagna. Noi tutti siamo abitanti di una città. Oggi non si può evitare la città. Il mondo sta diventando una grande città. Certamente il mondo è prevalentemente fatto di edifici sparpagliati che hanno a che fare con l'economia, la produzione e quindi con la qualità di vita. Per questo sento che la responsabilità degli architetti è di disegnare le condizioni per una vita migliore e uno stile di vita migliore. Ciò che noi progettiamo non ha solo a che fare con l'apparenza, ma anche con la funzionalità. E Lifted City è il progetto di un nuovo tipo di piccola città in un'area in cui non c'è ancora nulla, è tabula rasa. Il sito si trova in un'isola caraibica della Repubblica Dominicana, dove la natura è stata preservata nel 50% dell'isola. Abbiamo creato una serie di isole nella foresta che ci ha permesso di integrare le diverse fasi del programma senza distruggere la natura. Ognuna di queste ellissi è un modo astratto per dare una funzione al territorio in cui si è costruito. Quindi alcune di queste sono destinate agli uffici, altre ai negozi, molte alle abitazioni, una a un hotel e così via. Sono specializzate ma allo stesso tempo tutte interagiscono tra loro. Il Veneto è in movimento, caotico e vitale, verso una terza identità. Un allestimento essenziale, un viaggio attraverso questo caos vitale che abbiamo documentato con 15.000 immagini raccolte a terra, un video, partendo dalle autostrade, muovendoci con il treno, andando sopra le alture, proprio per vedere una giornata all'interno di questo caos vitale. Poi abbiamo anche immaginato di muoverci con il satellite per vedere questa città diffusa, questa città-regione che diventa una galassia urbana.